È fissato lunedì alle 13 il nuovo round sull'autonomia regionale. Si tratterà sulle competenze da cedere subito alle regioni, ma più di qualcuno chiede di rimettere al centro il tema economico. Tradotto, quanti soldi lo Stato lascerà alle regioni in relazione alle competenze relative. E qui c'è l'inghippo della spesa storica, ovvero quanto al momento lo Stato spende per i servizi nelle singole regioni, perché, lo dimostra questo documento ministeriale, in Veneto Roma risparmia tantissimo rispetto a quasi tutte le altre regioni. Questo è il passaggio che tanto impensierisce chi da sempre si batte per l'autonomia del Veneto. Ci sono disparità enormi tra regioni a statuto speciale ma anche tra regioni a statuto ordinario, per cui la garanzia che il Veneto deve avere è che dal costo storico si passi al fabbisogno standard, che è il fabbisogno finanziario minimo per dare un servizio di una qualità adeguata. Un calcolo che per legge lo Stato avrebbe dovuto fare da anni e che ora pare addirittura stralciato dalla bozza d'accordo con le regioni, proprio perché non si riesce a calcolare, col rischio che al Veneto rimangano solo le briciole. Nell'intesa fino a qui era stabilito che se in 3 anni lo Stato non fa la sua parte, cioè calcola i fabbisogni standard, è costretto a dare al Veneto la media nazionale pro capite, che è comunque un numero che è superiore al costo storico rispetto a quello che oggi spende lo Stato in Veneto. Questa norma è sparita da quello che si legge sui giornali e questo significa che lo Stato non ha più nessuno che gli tiene il fiato sul collo per calcolare il fabbisogno standard e quindi potremo continuare altri 10 anni a costo storico e allora a quel punto la domanda è: perché il Veneto dovrebbe portarsi a casa delle materie, delle funzioni, quindi delle responsabilità verso i propri cittadini con risorse inadeguate? Non è che poi per, come dire, pagare i servizi sul territorio succede quello che già succede per le autostrade, le strade, che ce le dobbiamo pagare 2 volte?